Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Io ti posso prendere a parole? Ma puoi fare quello che vuoi. Sei sicuro? Ma sì, fra, io sono un coglione, quindi mi puoi prendere a parole. Abbiamo iniziato, io questo Sì, abbiamo iniziato perché questa cosa la voglio esprimere in questo modo. ma shit, io sono un coglione, ok. Ma sai perché? Sai Sì. perché? Tu sei secondo me tutto ciò che c'è di sbagliato in questa generazione di appicciati social. Perché, ok, vuoi farlo sapere, non vuoi farlo sapere, io lo dico, non mi interessa. Emanuele Bosco, ragazzi, è una persona molto intelligente. Ah, sei sicuro? Fra? Molto Questo è intelligente. l'errore, Ci conosciamo poco. Ci conosciamo poco, da quel poco che ho avuto il piacere di parlare con te, off camera, è una persona molto intelligente e a me questa cosa sposta i nervi, Fa incazzare ancora di più. molto di più, perché fai il coglione per fare content, per fare visualizzazioni, per fare numeri. Ma io lo faccio perché mi diverto, non è che lo faccio solo per i numeri. Io ho iniziato Sicuramente. a caso. Sì. E infatti pure voglio sapere come hai iniziato a fare il pazzo. Allora, sui ho social. iniziato a fare il pazzo sui social, semplicemente ho sempre fatto questo un po' aiutando qualcun altro, stando dietro le quinte di qualcun altro, però a me è sempre piaciuto fare video. Facevo video con ai matrimoni, la cosa più pallosa del mondo, a me con i droni, la fotografia mi è sempre piaciuta. Cioè tu hai fatto il videomaker proprio? Sì, esatto. Ok. E poi ho aiutato qualche altra attività commerciale a spaccare un po' sui social, a cercare di spaccare, anche se nessuno mi dava la possibilità di andare al 100% con la mia creatività, va? E quindi a un certo punto mi sono rotto il cazzo e ho detto basta, ma lo faccio per me. E ho fatto questo primo video con il mio amico dove prendevo un menù del McDonald's gratis. E non quello è il sapevo primo, ok. è il primo, sì, quello che è andato più virale. Infatti sì, quello è il tuo primo Sì, video. esatto. E comunque nulla, acchiappiamo veramente tantissima merda e a me faceva ridere questa cosa, non lo so, mi faceva veramente ridere. Sto vicino al mio amico, frate, continuiamo, diventiamo i più odiati d'Italia, prendiamo ancora più merda e faccio il video in cui prendiamo le pizze in pizzeria. Ma perché vuoi diventare il più odiato d'Italia? Per quale motivo? Allora, frate, nella vita Eh, penso che chiunque debba avere un obiettivo. Però avere un obiettivo, cioè, pensa se una persona ha un obiettivo e non è realizzabile, no? Cioè, è inutile avere un obiettivo se... ok. Io ho questo obiettivo e secondo me ci posso riuscire. No. Quindi se diventare il più amato d'Italia, troppo complicato. Cioè, tu pensi andare da mia mamma e dire, mamma, ce l'ho fatta, ho raggiunto il mio obiettivo. Sicuramente ci riuscirai. Se vai avanti così ci riuscirai. Tu non hai idea per me quanto sia complicato questo episodio oggi. Io non ce la faccio. Io sto impazzendo, io sto sclerando. Non ti metterò le mani addosso. Io non te le metterò questa volta le mani addosso. Io non te le metto addosso. La gente penso non sarebbe scontenta se tu lo faccio. Giuro, tantissima gente mi dice, ma questo non prende mai le mazzate amiche, mai. Invece capita però e io vorrei pubblicarlo. Però non stiamo a fare... L'autatto. A me sì, però mi ha dato il consenso, ovviamente. Ah, ok. Mi è stato dato il consenso. Però altri tanti video che ho fatto in cui mi hanno messo le mani addosso anche molto più pesantemente. Cazzo, ho pubblicato il video perché ovviamente non è una bella pubblicità per l'attività. Tipo la Quindi- vecchietta. No, la vecchietta sapevo che stavo riprendendo. Ma poi quello, se lo definite mettere le mani addosso, io non definisco questo mettere le mani addosso. Pure Ciccio, secondo me non è che mi ha messo proprio le mani addosso. Quella è una... Ma io cerchi proprio la rocchia. Cioè, Cioè tu vuoi knockout alla McGregor, ma non funziona così. Una cosa del genere, se uno mi mette in un angolino e inizia a darmele non si ferma, in quel caso ovviamente reagirei solo in quel caso, altrimenti non reagisco mai, perché io già vado a rompere il cazzo, se poi devo pure mettere le mani addosso, cioè sarebbe proprio una merda. Il Romino è consapevole, perlomeno ne è consapevole. sui rischi li sa bene, perché voglio dire, Sincero, cioè, a me dispiace per mia mamma ovviamente, poverina, sta piena di ansia ogni volta che vado a fare video. Ma da Ciccio la tranquillizzai, mamma stai tranquilla, proprio in questo caso è uno youtuber, quindi è uno youtuber, un... Quindi solo un po' le mani addosso e dice, questa cosa è interessante. Cioè, tu con tua mamma c'è questo rapporto in cui racconti e vai a fare questi scherzi, come lo mi l'hai spiegato. per favore. tu non Dico, nel senso, tu dici, faccio gli scherzi alla gente per strada, così ti sei già... No, lo sa che faccio quello che faccio. Ok. Vabbè, non c'è nulla di male, pare che stanno a fare... Posso dire la tua professione, ma quello posso dire quello che voglio? Sì, Ok. fare una merda. Tu Dare sei- il confronto pure perché è la prima volta che dal vivo forse trovo qualcuno che mi insulta perché cioè da quando ho iniziato da vicino, frate, tutte le persone, Bosco sei un grande così, neanche una persona mi ha insultato, mi ha detto fanno cagare i tuoi video, ti vergognare, cose del No, genere. mai stato no, non è successo. Infatti penso sono tutti leoni da tastiera oppure
realmente qualcuno arriverà. Probabilmente la maggior parte sono leoni da tastiera. Vabbè, la maggior parte sicuramente, ma uno buono che non è un leone da tastiera ci sta. Spero di no, però. Vabbè. Io trovo impressionante che tu sia laureato, che tu sia un ingegnere Sì? e che stiamo avendo questa discussione. Vabbè, però ma il perché mi sono laureato? Me lo dovresti chiedere. Perché ti sei laureato? Quella dell'informatica. Perché ti sei laureato in ingegneria informatica? Sì, semplicemente perché allora a Napoli c'è il senso della comunità. Bisogna Ok. aiutare gli altri. Chiaro? A Napoli quando viene un turista, già lo sai, io non faccio queste cose, però Ok. lo scippo. Ok. I telefoni sono bloccati ormai, la Apple blocca subito i telefoni. Qualcuno che sapesse fare qualcosa del genere, capito? Quindi tu praticamente mi stai dicendo che ti sei laureato per sbloccare i cellulari rubati. Vabbè, aspetta, non diciamo queste cose, dai, a fine che... Uno ci resta male. Non sei mai a Dio. Ah, Era questo uno degli obiettivi iniziali, infatti lo consiglio alle persone. abbiamo iniziato forse un po' troppo forti, non pensando a chi sta ascoltando e guardando e non ti conosce. Ok? Tu immaginati che qualcuno ha aperto questo video senza conoscerti. Sì. Ok. Sono Bosco. Era esatto. E che fai, Bosco? Io faccio contenuti online e faccio incazzare la gente. Ok. Cioè, mi diverto. Con l'obiettivo, vedi, per esempio, Luffy aveva l'obiettivo di diventare il re dei pirati, tu vuoi diventare... Il più odiato d'Italia. Perfetto. Diciamo che nell'ultima settimana Ci sei riuscito. Sto riuscendo. parecchio di te. Ci stai riuscendo. Queste ceramiche. Però posso dire la mia? A me piace che vengo criticato per certe cose, però devono essere cose reali, capito? Ok. Se vengo criticato, mi hai detto che c'era puzza nel locale, che la merda era vera, merda umana, è stato detto che sono andato in bagno a cagare il panino, tutto a posto. Questa cosa mi fa incazzare, capito? Anche non essere criticato per le cose che mostro, capito? Per... Quelle vere. Esatto, Ok. Per chi non lo sapesse, faccio un piccolo preambolo. vai. Emanuele, qui di fianco. Bosco. Aspetta, Emanuele, così. Emanuele. Aspetta, se mi riesci a blurrare posso pure togliere la mano. Ah, Bosco. Bosco. Non voglio fare il fest di Viale adesso perché magari ha 100.000 iscritti, non lo so. Adesso mi aiuto, te lo giuro, fin da bambino. Aiutate. Sì, sai, mo ti lascio parlare. Prego, no, figurati. Ho sempre sognato il play button, cioè, veramente se play button. Ah, come ok. iscritti, Sì, sì. Cioè, è sempre stato il mio sogno. Molto bello. Veramente. Se un giorno ci dovessi arrivare, sarei la persona più felice del mondo. Guarda, se continui così, apro una piccola parentesi velocissima. Tu mo quanto stai su YouTube? Perché penso che sia andata... Adesso il canale è stato un coglione perché gli shorts non l'ho mai pubblicati su YouTube, non so per quale motivo. Cioè, in realtà sì, inizialmente li pubblicavo e facevano 3 views, mentre su TikTok e Instagram esplodevano. Allora ho pensato, vabbè, allora non vanno su YouTube e quindi appesi. Quando poi in realtà ho scoperto che l'algoritmo di YouTube è un po' più lento, magari ci vogliono un po' di giorni in più, oppure l'account era nuovo inizialmente e non ti fa andare. Anzi, ultimamente i shorts stanno andando fortissimi su YouTube. Infatti, mo inizio a pubblicare. Perché, ripeto, per chi non conosce Bosco, fa dei video, ecco, prank, scherzi, molto all'americana direi, molto oltreoceano. Cioè questa è la roba che facevano prima, tipo i prank versus prank, quella gente un po' così in America. Quasi ogni tanto alla The Jackal, anche se quella non era proprio roba prank, ma stunt. In ogni caso fanno milioni. I video che fai fanno milioni. Che copio degli americani, ma io voglio sapere, no? Ma che napoletano sarei se non rubassi il content degli americani? Ditemi voi. Chiaro, che napoletano sarei? Ci sta. Ci Una giusta iperbole. Una giusta iperbole. E niente, questi video vanno viralissimi e sono tutti video veramente proprio un po' borderline tra il malato pazzo e la risata. Ok? E sono Se pericolosissimi. I miei contenuti sei una brutta persona. Sono pericolosi. Tu ti metti anche in situazioni estremamente pericolose Lo so. e paralegali. Però sono una persona Sì? dal pericoloso, sono una persona molto ottimista e quindi non lo so. Io, cioè come limite, quando vado a fare video, cioè la mia unica paura è che qualcuno mi accoltella. Questo. La penso che tua mamma ci rimane male. Ma pure io ci rimarrei male, dico la verità, Sì. se qualcuno mi accoltellasse. Oppure se ti va arrivano a picchiarmi, ma così forte mi spaccano i denti, capi? Che mettono... Ciao. Esatto, se un Quello si riserva a carte, va bene tutto. Oppure, allora posso dire una cosa, cioè nel video YouTube che ho fatto rispondo alle vostre domande, una ragazza mi scrive, fai una pubblicità per un'attività, e io l'ho fatta a modo mio, cercando di fare, cioè sono stato me stesso, la signora si è rotta il cazzo lo stesso, mi ha dato una cucchiata sui denti, ma era una cucchiata così educativa, per me quella poteva essere mia nonna, cioè a me mi ha fatto sentire a casa quella signora, oh che bene.
capì? È stata criticata. La signora? Sì, è stata criticata, mi ha fatto incazzare sta cosa, ma a me è l'unico video in cui sto cercando di fare qualcosa di buono, così viene criticata la signora e non io. Allora devo continuare a fare i miei contenuti, cioè è brutto, non voglio buttare in merda addosso agli altri. Se continuassi a fare quelle cose lì potrebbe essere il Borrelli di cui abbiamo bisogno. Ma guarda, secondo me alla fine, cioè, lui nel suo personaggio, a me quello che più mi affascina non è tanto lui che fa gli scherzi, perché secondo me, cioè, io non ci vedo nulla di, cioè, nel senso buono, nulla di strano. Nulla di strano, ci vediamo. No, aspetta, finiamo. Fate già Robos, bro. Nel senso, aspetta. Prego. Per me tu fai una, diciamo, esagerazione e in certi casi, come proprio col fatto sempre buono di ciccio, eccetera, si può cadere anche nello scherzo eccessivo e questo è un dato di fatto. Però secondo me la reazione della gente che tutti questi youtuber, questi content creator che hanno fatto tutto questo, Parliamone dopo di quello, parliamo dopo che eccetera, o del pubblico che tra virgolette critica ma non capendo, quello a me mi spaventa il fatto che già Mi piace, a me fa ridere un sacco. ti fa ridere, però cioè, ti fa pure riflettere, capito? Se io voglio dire, Lo vedo quei papelli di quella persona che si è svegliata la mattina, ha visto il mio video e si è sentita attaccata. attaccata e mi ha scritto quel papiello in chat, no? Cioè mi sento, cioè, cazzo, cioè ho fatto, Ce l'ho fatta. cioè ho scatenato questo in questa persona per un video da 45 secondi su TikTok, cioè... Io non so se tu lo fai. E io non so, ma no, non è masochismo, è che lui, essendo molto, molto furbo, tu cerchi il modo più facile per ricevere una risposta e scatenare tutto questo. Ma perché lo fai? Per stressare la piattaforma, per vedere quello che puoi riuscire a fare? Il fatto che ognuno deve sempre fare nella vita quello che riesce a fare bene, cioè quello che sa fare. Io sin da bambino ho sempre rotto il cazzo a chiunque. Ok. E soprattutto quando gli altri mi rompevano il cazzo non me la sono mai presa, questa cosa fa pure accusare un sacco. Infatti io non me la prendo mai quando qualcuno mi insulta, se cose qui, anzi, cioè non mi fa mai stare male, non sono mai stato male per gli insulti che ho ricevuto. E niente, sono sempre stato bravo a rompere il cazzo alla gente e quindi mo lo sto facendo un po' in larga scala, rompendo il cazzo agli italiani che guardano i miei video, quei quarantenni, cinquantenni incazzati. Detto questo, ritornando un poco indietro, ragazzi, che cosa è successo questa settimana? È successo che Bosco è andato in un ristorante paninoteca di un noto youtuber romano, ok? Sei andato lì e hai inserito delle finte feci all'interno del panino di questo povero cristiano, ok? C'è da dire che l'attività era di questo youtuber. Tu hai, tra virgolette, pubblicizzato facendo questo Quello che scherzo, faccio sempre alla fine. facendo questo scherzo a questa persona che purtroppo si è ritrovata, ecco, in una situazione un po' particolare, spiacevole, e lui ti ha gentilmente accompagnato fuori, senza mettere mani addosso, hai No, detto? mi ha preso, diciamo, per io non- Per la collottola come si fa con i gatti. Esatto, cioè mi ha stretto un po', poi dopo... Ma cose leggere, Ok. cose educative, che ci può stare come un papà farebbe con un figlio. Con un figlio. Cioè no, quelle cose, capì, pesanti. E niente, si è creato poi un putiferio lì fuori perché giustamente il proprietario, nonché youtuber in questione, si è ritrovato, ecco, all'interno del ristorante. Il nome, non lo so, ma si può dire il nome oppure... Sì, penso di sì, sto un po' esagerando. Ok. No, è che io ovviamente non lo conosco personalmente, ti dico la verità, non sono nemmeno di quella generazione di creator. Cioè, Ciccio Gamer, In realtà, lo conosco di nome. Cioè non ho mai visto un gioco alla PlayStation, capì? Quindi non... Tu nel video hai detto che eri il suo grandissimo fan. Vabbè, nell'ultimo mese, ovviamente mi sono informato tanto Ok. sulla sua storia, Ok. capito? Sapevo solo il fatto del cornetto, poi sapevo che accusava un po' a qualcuno che attaccava i suoi panini, le sue reaction ai video di reazione ai suoi panini. Sì. Lui ha accusato un po' e quindi ho detto, "Oh, facciamolo accusare a questo punto." Parlando di questo nello specifico, quello è un povero Cristo. Sì, è vero. Quello è un povero Dio. Perché lui viene preso sempre di mira. Però posso dire, Dimmi. che dopo che è successo questa cosa, ma non so se è l'algoritmo, cioè mi sono capitati veramente tanti video di cose che secondo me vengono prese un po' fuori contesto, immagino. Sì. Però di cazzate che ha detto lui online, proprio quello passa pure ore. Enormi, certo. Esatto, che secondo me ti escono stronzate, sicuramente può darsi che anche a me mo esce qualche stronzata mega galattica, quindi cose che non riesci a controllare, magari non intendeva, magari si esprime anche male, il concetto alla base era buono. Magari uno vuole anche marciarci su per fare anche lui Lo fa apposta. content. Non lo so, se lo facessi apposta gli stringerei la mano, se è un grande, se non lo fa apposta dico, non lo so. però no, sta pure da quanti anni sono Ciccio Gamer che sta... Da sempre, da sempre, Sì. da sempre. Secondo me a un certo punto lui
secondo me è furbo, è un ottimo youtuber, imprenditore, si è mosso bene, secondo me sfrutta anche queste ondate Di a merda. vantaggio suo, perché va La là. mia sicuramente. Cioè, la mia, io penso che di merda attento dopo il video che ho fatto. Lui quella sera, a me dispiace veramente, stava terrorizzato. Io ogni video che faccio, ovviamente, molte volte capita che vado a riprendere, la persona ha una reazione un po' esagerata, non vuole che si pubblichi il video, io cerco di convincerlo, magari in quel giorno sta troppo incazzato, quindi non si può neanche parlare, torno a casa, faccio una bozza del video, glielo faccio vedere, mostro che sono stato io a fare la cosa per cui l'ho accusato. Io mi ero nascosto inizialmente con gli occhiali, lui non lo sa. Poi all'improvviso faccio fare la cosa cattiva, caccio il microfono, voglio, ma tutto a posto, guardate che cosa ci hanno fatto. E lui pensa che abbiamo iniziato a riprendere da quel momento. E quindi ovviamente si incazza, magari ha una reazione un po' esagerata, mi cacciano, eccetera. Poi magari torno dopo un paio di settimane che sono calmate un po' le acque e chiedo se si può pubblicare il video. A volte mi dicono di no, e pazienza, non lo pubblico, capisci? Perché proprio resto scolarsi la faccia della persona, comunque il look è riconoscibile. Certo. Quindi comunque alla fine la gente, voi non voi, lo capirebbe dove è stato girato. Frate, a me l'unica cosa che mi viene da pensare è quanto sia malato questo mondo che lui addirittura ti ha dato il permesso di pubblicare il Perché video. mi ha dato il permesso, ma semplicemente perché... Perché gli fa hype numero. No, fra, non solo per questo. Lui veramente secondo me quella sera stava male per la reazione che ha avuto, che mi ha preso e mi ha buttato fuori, che ripeto, cioè non è che mi ha buffato di mazzate, è una cosa, cioè per me... Io avrei fatto la stessa cosa. Io avrei sclerato Ma perché io appoggio completamente quello che Ok. ha fatto. Se invece avesse preso un bam 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 bam... ho quello un po' è too much. Sì, però è successo, non dico chi è stato, non è stato Ciccio. Sì, stavo di spalle, mentre mi dicono di andare via, io mi stavo allontanando leggermente, boom boom, due cazzottoni di alla schiena, infatti... Ma sembra un Io youtuber. Cioè, sembra... No, non è uno youtuber, non voglio dire chi era, o Vabbè, no. uno dello staff, non voglio... Ok, no, questo evitiamo. Qualche fan... Questo evitiamo. Ma a Napoli dove è successo questo? Da Ciccio, la sera di Ciccio. Lo stesso giorno è successo che qualcuno ti ha riempito di Però, ad mazzate. esempio, questo, io non... Cioè, il mio obiettivo non è buttare merda su chiunque vada a fare gli scherzi, cioè mi dispiace fa sta cosa. Anche perché stai causando tu Esatto. il danno. Ma per me, cioè, è impossibile che il luogo in cui da fare lo scherzo riceve merda. Io sto rompendo il cazzo durante un'attività, cioè durante l'orario lavorativo di un'attività. Cioè, secondo me la gente per forza appoggerà quale potrebbe essere la reazione della persona, capito? Ok, la cosa bella è che tu comunque lo ammetta e sappia che questo è. Ovviamente rompo il cazzo, cioè, sicuramente. E comunque, Ciccio, perché mi ha dato la possibilità di pubblicare il video? Semplicemente perché io faccio questa cosa che non avevo calcolato. Ciccio, la prima persona, diciamo, famosa a cui faccio un prank. Appena faccio il video, a parte che penso il 99% delle persone all'interno del locale già sapevano che stavo per fare il video, che io avevo portato 5 persone per fare il video, 2 che mi aiutavano a riprendere, uno era un tuttofare, uno riprendeva soltanto, il tuttofare riprendeva e controllava un po' la situazione, eccetera. E poi altri 2 ragazzi, fan, diciamo, che comunque avevano il compito di avvisare tutti quanti all'interno del locale sto per fare uno scherzo. Pure quando io al tavolo, al tavolo stavo per alzarmi e fare la cazzata esagerata, tutti quanti al tavolo lo sapevano. Però all'interno della fila, prima di aspettare, fare uno scherzo a Ciccio che non dire niente così, pure quel youtuber che stava là, io già l'avevo avvisato da fuori, pure tu il contenuto. Poi io ho detto, per favore, fammi pubblicare prima a me il video, così l'ho detto dopo. Sì, alla fine no, l'ha pubblicato prima lui, mi ha tolto l'esclusiva, vabbè. Però vabbè, cosa che succede? Sembra quello youtuber che poi ti ha... Sì, esatto, diciamo. Ok. Potevo pubblicare prima io il video. Posso fare io il nome? Beh sì, Arve non lo so, frate, meglio... Vuoi evitare? Non lo Ok, no, perché io ho delle cose da dire pure su queste persone che hanno fatto video reaction a questo. Senza facciamo nomi, ok. penso si sappia che Sì, ok, allora lo rendiamo, ecco, implicito. Perché non penso di aver fatto nulla di malissimo, dico la verità. No, ma poi tra l'altro nulla possono fare, cioè nel senso... Comunque, parlando del Ciccio perché mi ha dato il consenso di pubblicare il video, io faccio questo prank, c'erano 78.000 paguri col telefono in mano a riprendere da quando ho iniziato a fare il prank, senza riprendere diciamo il motivo del prank, cioè il motivo della reazione di Ciccio. Comunque a riprendermi e la scena in cui Ciccio prende e mi butta fuori dal locale, dopo 20 minuti di aver fatto lo scherzo, io apro TikTok, già c'erano le clip che stavano girando. E ovviamente... Ma tu hai capito, frate? Sì, addirittura, ma per intimi... Dicevo che me l'è chiaro che tutti quei ragazzi Io stanno... questa qua non me l'aspettavo, capito? Cioè, Però dai, ci sta che... la so, Questo è preoccupa parecchio. però sono stato Poi da Ciccio Gamer sono tutti i suoi fans, tu inizi a fare... Cioè, comunque lui si alza in piedi, microfono, inizia a No, no, Sì, però vuol dire c'è... come se no tipo avrei dovuto pensarci, però allora, io faccio video da poco tempo comunque alla fine, su certe cose, cioè sono 9 mesi
E Sapevo le reazioni. ma no, non sapevo che sarebbe successo. La prima volta vedo una persona famosa, ma sicuramente ho imparato molte più cose, capito? E infatti un sacco di gente mi ha criticato, questo qua si mette a fare la morale nel video YouTube, dobbiamo ascoltare uno che ha 200 iscritti. Ma cazzone! Cioè, uno apre il canale YouTube, parte già dai 10.000 iscritti. Quando tu l'hai aperto, quanti iscritti c'avevi? Poi se il video non è perfetto, io spero che col tempo migliorerò. Ah beh, chiaro. Esatto. Comunque aspetta, Ciccio, perché mi ha fatto pubblicare il video? Sì, Esatto, vai. Facciamo sempre delle digressioni, vabbè. Comunque, perché mi ha fatto pubblicare il video? Perché ovviamente c'erano questi TikTok che giravano e si vedeva solo lui che mi prendeva e cacciava da locale. Ah, ecco. E io ho detto, Ciccio, ovviamente nel video che pubblicherò farò vedere che sono stato io a causare tutto questo. Perfetto. Che è tutto colpa mia, che tu non hai colpa. E lui ha detto, ma tu mi hai buttato merda in una maniera esagerata addosso. Io ho detto, ma Ciccio, Che è vero, vabbè, dai, alla che è vero, Vabbè, è un comunque, danno alla sua attività. tu dici? Sì. Mi dispiace, cazzo, però non era mia intenzione comunque. Ok. Vabbè, comunque mi hai buttato merda addosso che non hai idea. Adesso di te nessuno si ricorderà. Si ricorderanno soltanto Ciccio prende e caccia fuori dal locale, mena un ragazzo, questa cosa qua. Mi hai fatto un danno che non hai idea. Nessuno ti penserà, nessuno saprà il motivo per cui l'hai fatto. L'unica cosa su cui si parlerà. Ciccio caccia fuori il ragazzo dal locale, punto. Cioè gli avevo buttato merda addosso. Io cercavo di spiegargli, normalmente io faccio questo tipo di cose, faccio vedere che sono io, nessuna attività in cui ho fatto video ha ricevuto merda. Però comunque lui cioè convinto che avrei fatto un casino alla sua attività e a lui, che non sarebbe parlato del motivo per cui mi ha menato, però non è stato così comunque. Alla fine tutti gli streamer hanno appoggiato Ciccio, cioè alla fine che merda ha avuto Ciccio nel locale, scusami, cioè dico come persona addosso, che merda ha avuto? Non puoi mai sapere quello che succede quando fai una roba del genere. Cioè, Guardate, ora è andata bene. Esatto. Poi lascia stare che, ti ripeto, la premessa che ho fatto all'inizio, purtroppo quello per qualche motivo viene preso di mira. E come te ci sono stati tanti prima di te che magari lo hanno fatto in modo un po' più serio. Quindi tu vuoi fare lo Ma io scherzo. non volevo far uscire Ciccio male, comunque il mio obiettivo era comunque prendere io la merda, capito, dalla gente. Perché magari se non ti avesse preso in quel modo, tu magari avresti Io alla fine... aspettavo, cioè io già avevo preso in considerazione chiamare la polizia. Cioè ho detto a mia mamma stai tranquilla, l'unica cosa che può succedere è che chiama la polizia, non mette le mani addosso, capito? Era convinto che avrebbe chiamato la polizia. Secondo me questa qui sarebbe stata, diciamo, la cosa più intelligente da fare se sei una persona esposta a livello sociale, diciamo, capito? Quello Quindi- La signora, scusami, MDS, la signora che è mamma di un ingegnere informatico non si aspetta il figlio in una bella azienda a guadagnarsi una bella cosa di soldi, con un lavoro dignitoso. Mia mamma, penso come tutte le mamme per bene, vuole la felicità del figlio, quindi se io sono felice così, capito? Ovviamente è un po' preoccupata, però. Più che altro, quello che mi sto riflettendo, ha detto Mario, alla fine molti in questo periodo hanno fatto queste critiche a questi panini di Ciccio Vemer e molti l'hanno fatto seriamente, cioè nel senso il danno all'immagine per parere mio non glielo fai con lo scherzo. Secondo me, tipo Franklin il criminale che fece quel video su tutti i panini che erano brutti, dice cose di cibo proprio tecnico, là gli vai a fare un danno, soprattutto se hai come Franchino 1 milione di iscritti, quella roba là eccetera. Tu secondo me l'unica cosa che rischi, cioè alla fine solamente di rompere il cazzo alla gente, di pigliare le mazzate, cioè alla fine secondo me il suo personaggio questo va a incorrere, che la signora ti dà il cucchiaio in faccia, infatti. che quello da buffa di mazzate, quindi fondamentalmente Hai detto roba da poco. se lui la mattina La gente gli dice la buona volta che questo qua ti ha le mazzate, questo non ha capito che facendo sti contenuti può rischiare, ma secondo me non lo so. Cioè tu vai lo lo so. stuntman di lavoro praticamente. Diciamo, sì. vabbè, però secondo me alla fine sul danno d'immagine, tanto quanto, a me, ripeto, a me quello che non mi è piaciuto è tutta la polemica dopo. Cioè, Esatto, tu sei arriviamo a parlare di quello tra pochissimo, perché ragazzi, non lo so, per me è tutto molto folle, nel senso che ora questo è il momento in cui io ti prendo a parole. Vai, Ok. facci pesante. Allora, E non è qualcuno che dal vivo lo fa. no ragazzi, è che io non posso credere che esistano delle persone come te che vogliano mettere a rischio anche la tua propria dignità, la tua immagine, la tua... Cioè, ma non ti metti vergogna? No. Mannaggia il posso dire cazzo, una cosa? io lo trovo imbarazzante, cioè io mi metto, in un certo senso io ti stimo anche molto, perché quello che fai tu, io non lo farei mai, perché per me è imbarazzante dover passare, testiamo il nuovo codice della strada, rompere il cazzo a chi sta lavorando là, fermare la polizia, oh scusatemi, Guardate, ma tu hai capito per fare quel video quanto cazzo di tempo ci ho messo? C'era una volante
Io sono fiero di questo video, l'ho messo tra i pinnati perché è uno dei miei preferiti. Testiamo il codice della Sì, strada. esatto. Ma tu pensi che è stato un brutto insegnamento per questo video? Io il messaggio che ho lasciato dopo, ragazzi, non bevete alla guida. Tu hai capito quanti sono diminuiti gli incidenti dopo questo video? Ragazzi, non bevete alla guida, è pericoloso. Tu qua hai preso una multa? Cioè ti hanno Sì, sì. veramente hai preso pure una multa? Sì. Allora, sì, ragazzi, dai. Allora, diciamo che ho messo un easter egg nel mio video YouTube. Mo' chi l'ha capito o non l'ha capito, io cerco di lasciare dei piccoli dettagli. Poi chi lo capisce, non lo capisce, chi lo prende. No, te lo giuro, io Ma l'hai preso? non ho parole. L'hai visto l'ultimo video YouTube che ho No, visto? ma io non ho... Ah sì, sì, l'abbiamo visto poco fa. Guarda, ho lasciato questo piccolo dettaglio. non so Che è un se- quello che passa in un frame. No, Il piatto rotto c'entra no, qualcosa. no, non c'entra niente. Cioè, rispondendo alle domande. Ho visto cose strane, ma non... Rispondendo a una domanda, se non mi sbaglio, relativa a questo video. Ah, sì, hai veramente preso la multa, eccetera. E ho lasciato un piccolo easter egg che fa capire un po', diciamo. Che non ho Vabbè, fatto dai. parecchia attenzione. Vabbè, non ti preoccupare. No, lo trovo estremamente imbarazzante. Cioè, io non riesco a capire come fai. Veramente, cioè, a volte penso dovrei essere io più sciolto, mi faccio troppi problemi. Però che belle risposte che ho dato al vigile. Sembra che stai parlando purisse, secondo me. E poi lo trovo assurdo che le persone più, ecco, sono... cioè, io non riesco a pensare che tu fai l'ingegnere informatico. Cioè, tu ti sei laureato. Io ho la Quindi, terza ma me- che significa terza media. Che significa che mi sono laureato? Oggi mica la persona seria. Non lo so, per me l'istruzione, il giudizio è anche un Secondo me solo per... correlato, non lo so, all'istruzione, all'educazione che ti hanno dato i tuoi genitori. Cioè, per me, se tu secondo me solo perché non sei laureato, vedi una persona laureata in questo modo. Ma può essere. Esatto, io almeno una persona laureata, cazzo me ne foto. Che educazione che ho avuto? Che cazzo significa? Fra, sei lappiato, sei educato. Per essere arrivato a laurearti, ad avere comunque un titolo di studio importante. Allora, frate, posso dire una cosa? Secondo me, una persona che fa questa tipologia di contenuti Sì. e non ha ancora ricevuto... So. Vabbè, oltre questo, però che non ha ricevuto ancora denunce oppure cose del genere, vuol dire che qualcosa dietro ci sta, che Sicuramente magari non sì. faccio vedere. Cioè, mi tutelo Ok. molto comunque. Sicuramente La gente sei lo molto capisce, bravo. non lo capisce. Sicuramente sei molto bravo. Però far vedere, cioè il mio limite è nel far vedere al mondo, perché comunque questa roba viene vista da milioni di persone, questa versione di te. Se stavo pensando di fare un'altra tipologia di contenuti in spagnolo, video per bambini, dagli 1 ai 3 anni. Tipo Secondo me Marcia Russo. No, tipo Danny Go, tipo cosa del genere. Ok. Si immagini che cosa figa, Bosco, conosciuto in Italia per questi contenuti e poi YouTube Spagna. Insomma, i pure ai bambini. magari seguito dai bambini spagnoli dagli 1 ai 3 anni. Io, secondo me, fa è solo un grande creativo che però ha la sua visione di come si fa i scherzi. Secondo me non c'è nulla di sbagliato dal punto di vista dell'educazione. Secondo me, sento un discreto rompicoglioni che ne vuole fare una professione, un domani lo vedrà in televisione che fa questo. È complicato con questa tipologia di contenuti andare in televisione oppure monetizzare. La gente pensa che faccio l'influencer. Vai giù, ma tutto a posto. Io fatto influencer. Non si sa mai, non si sa mai. Questo Però secondo me è mondo... complicato, con questa tipologia. Io non sono nato sui social per fare soldi, queste cose qua. Sono nato perché a me piace fare video, punto. E mi diverto. E finché mi diverto continuo a farlo. Non ti vedrò al Red Carpet di Venezia 2026? Non lo so. Visto che ormai ci sono stati cani e porci, Beh, pezzi. io lo Ti vedo. spero, però fino adesso non è che ho visto così tanti soldi grazie ai social. Frate, alla fine quello che stiamo capendo io e Marco è che il mondo lo spostano i numeri. Che siano numeri soldi o numeri... Azzo, dici tu! Che tristezza! E tu cosa fai? Vabbè, nel senso, dipende chi ha numeri, capito? Cioè, se... Ok. Ma non voglio fare nomi, però se c'è qualcuno che ha numeri che si canta in politica, però è una messa... Ah, certo. Capito? Cioè, mi sembra un po'... Dico, porca troia. Diciamo Che c'è? Come parolacce? No, quelle proprio non si possono dire. Ah, quella là. Quelle proprio non si possono... Cazzo. Mm, Neanche, buchina, no. stronza. Puoi fare quello che vuoi. Diciamo che la visione napoletana comunque in generale dell'utilizzo del social, noi siamo veramente Sì. atipici perché abbiamo TikToker diciamo effervescenti che vogliono diventare sindaci, abbiamo ragazzi che fanno scherzi rischiando di essere Che però sono accoltellati, ingegneri che aerospaziali. però magari dalla cartella si davanno gli aerei. Secondo me è interessante questa visione di come noi usiamo i social a Napoli, è molto allegorico. Per me invece è interessante proprio in realtà vedere l'aspetto sociale del social, cioè pensare che anche la persona, il ragazzo istruito,
si deve ridicolizzare. Vabbè, ridicolizzare, ma io sincero, frate, ma io mi sei che festa faccia. Io Non ti stai ridicolizzando. Frate, io dall'esterno, io mi stimerei, per questo continuo a fare questi contenuti. A me piacerebbero questa tipo. Secondo me è giusto, io non vedo cose Quello che stai dicendo è pericolosissimo. Cioè, è molto più pericoloso di Ciccio Gamer che ti vatte, per quanto Sì, sì. frate, io mi seguirei, capito? Penso, oh, guarda chi sta che si mette a fare. Ma sai cosa? Secondo me la cosa che lui dice È capire che è giusto, è esatto. non lo so. Ma però lì il discorso è che lì è giusto che vuoi dire due cose diverse. Ci sta. Vabbè, allora, Però metti un attimo questo video qua, no? Questa qua. Io ti denuncio. Questo non l'ho visto. Qua che stavi facendo? Non è touch? No, questo non è touch. Vabbè, comunque. Però se premi apre l'audio. Metti qua. Si sente? Premi? Vabbè, comunque niente, ho fatto versare dell'acqua all'interno di un caffè. Ho detto questo è il caffè peggiore di caccio il microfono. Appena quella Ah, il caffè peggiore di Napoli. Esatto, inizia a criticare. La signora ovviamente si incazza, ha chiamato i vigili, io ti denuncio, non devi fare uscire, devi cancellare tutto. Mo, io l'ho pubblicato, sta ancora qua. La gente può fare 2+2. Cioè tu capisci oppure no? Devo spiegare. Sai cos'è? È che Questa attività ne ha beneficiato da questo video. Cioè, me l'ho no, no, me l'hanno sì, me ne pure invitato a andare a prendere un caffè là. Guarda, sì, mi hanno detto, guarda, se ti accede la chat con il figlio della signora, c'è della proprietaria. allora, Se ti accede la chat con il figlio della proprietaria, a parte dopo aver fatto il video, a scattare dalle risate di tutti quanti, sei un grande, anzi, il figlio ha bloccato lo scherzo. E infatti ha detto, ma addirittura mi dispiace aver bloccato, aver detto che era uno scherzo, perché il figlio mi aveva riconosciuto e ha bloccato tutto. Però intanto la mamma già era andata fuori a chiamare i vigili. fantastico. Esatto. Fantastico. E comunque dopo mando il video per chiedere il consenso di pubblicarlo oppure no. Il figlio comunque già inizia a scattare dalle risate, chiede se potevano pubblicarlo, mi danno il consenso. Dopo mi contattano, non hai idea quanta gente sta arrivando qua a buttarti in merda, e mia mamma che cerca di difenderti. No, in realtà non è così. Io ho detto, Ci posso credere, non ci posso. devo prendere il telefono, fratello. No, nel senso ci credo, non ci posso credere in modo di dire. Ci credo, purtroppo ci credo e so che sicuramente è così. La mamma a difendermi, no, guarda, in realtà non è così. Ho detto, frate, no, non devi far dire così a tua mamma, cioè, buttati in merda, dite, è una merda, lo devo denunciare, che cazzo che ne fotte? Allora, frate, allora, Tutti gli Emanuele, insulti, tutti gli insulti che mi fanno a me non mi toccano, perché? Perché io quelle cose che perché sei leggo- molto intelligente. Ah, no, ma perché non ci credo, queste cose che leggo, se è un insulto, cioè, si basa su dei fatti non veri, non mi toccano, capito? Cioè, penso che, ok, allora anche l'insulto è finto. Allora, se mi dicono hai rotto il cazzo all'interno del locale, sei un pezzo di merda, rompi il cazzo alla gente che lavora, Non lo, alzo le mani. non lo pubblichi nemmeno. No, se l'ho pubblicato, no, tipo questo video della signora, tantissimi commenti dicono questa tipologia di insulto, di critica, diciamo, e qua devo alzare le mani, questo è vero, però perché non mi fa male? Perché penso che ok, sto rompendo il cazzo per 5-10 minuti, è la verità, perché gli sto dando fastidio a gente che lavora, però dopo ne beneficeranno, dopo faccio qualcosa di positivo. Poi se nel caso proprio non vogliono essere messi, chiedo scusa, dico va bene, ok, il video non lo pubblico come ho fatto con tante altre persone, capito? E io il problema è che in questo ci La maggior vedo. parte mi danno la possibilità di pubblicare il Infatti, video. cioè, se sono lì vuol dire che hai avuto il permesso. Sì. Io in questo ci vedo furbizia. Nella furbizia per me c'è sempre la malizia. E se sei... tu stai dando la colpa agli altri per non capire i tuoi video. Perché tu pubblichi delle Sì, cose sono pure io che troppo, cioè per arrivare alla realtà di quello che è il video, devi usare un po' troppo il cervello. E tu lo sai bene, perché lo sai. sta dicendo che la gente che guarda i video è stupida. Il 90%, il 90% delle persone, il 90% delle persone e di conseguenza... Poi neanche tu che stai guardando il video sei stupido, l'ha detto Luca. Allora, fratello, parliamo chiaramente. Su 10 persone, una, quante possibilità ci sono che sia stupida? Il 100%. 100%. Quindi, da ingegnere informatico, se 1 su 10, il 100% è scemo, su 1 milione, quante persone saranno stupide? Tante, fra. Vi posso dire una cosa, i miei video, non lo so, la gente... E vengono viste da milioni di persone. Esatto, vengono viste da milioni di persone. Molta più caciara gli ignoranti e chi abbaia nei commenti piuttosto che invece quello silenzioso, tranquillo, che ragiona. Se una persona gli piace il contenuto, penso difficilmente commenta. Cioè una persona X tende più a commentare se la cosa gli ha dato fastidio che se la cosa gli è piaciuto tanto. L'hater è il tuo più grande fan. L'hater è quello che ti scriverà sempre. Chi apprezza il video ti tiene vicino. ma infatti andrà avanti Nella realtà, dietro. capito? Esatto. Perciò, ripeto, ritorno a prima ragionamento. Sai benissimo che quello che stai caricando crea disagio. Sì.
Ok. Ti fa ridere. Tutto qui. No, però secondo me, cioè, da questo punto di vista non è che la fai più grave, però alla fine lui si assume la responsabilità di essere, dice io scendo e mi voglio una buffata di mazzate. Però non è mai capitato. Voglio fare... Se dovesse No, è che noi qua vogliamo. io Puoi fare la morale. Cosa? ce l'ho preparato degli spezzoni nel caso in cui qualcuno volesse picchiare l'università, gli faccio vedere, guarda frate, in realtà, cioè non è, se proprio ti appassi ce l'ho spostata di testa. Ok. Poi se una persona vuole ragionare, ragiona, se non vuole ragionare mi No, mette. però secondo me, bro, cioè, è anche assurdo che nel 2025 uno deve spiegare alle persone che il video su TikTok dove fai lo scherzo, cioè, non è una tua responsabilità che le persone devono andare a capire che tu sei un profilo di scherzi, perché io quando vado su TikTok riconosco la differenza fra il contenuto del personal trainer e quelli là che ti parla al telefono, di quelli americani che fanno gli scherzi. Poi pure io, questi qua americani, facciamo un esempio, è andato vicino ad una vecchietta in sedia a rotelle. I The Show. No, questi qua americani, come si chiama? For Pranks, quella che ti parla al telefono. For Jokers. For Jokers, là. Questo qua vicino alla persona comunque che sta sulla sedia a rotelle. Mo tu immagini in Italia a fare uno scherzo su una vecchietta di 80 anni sulla sedia a rotelle. Cioè sei proprio l'anticristo. Proprio. E invece in America, capito? Perciò dico secondo me è una questione culturale, tra virgolette, e poi di giudizio esterno. Però se la gente, bro, cioè se io vedo sta faccia, scusa, in senso buono del termine, Cosa intendi dire, scusami? che sei un bellissimo ragazzo, bellissimi anche gli occhiali, vedo questa bella faccia e che vai in un supermercato a dire mangio tutto il cibo e non pago, cioè è normale che ti stai facendo uno scherzo e tu lo prendi per serio, cioè deve essere veramente, cioè è folle. Vabbè, diciamo che lì, cioè io già sono entrato rompendo un po' il cazzo, io entro là dentro urlando, cioè quello sapevano che stavo registrando in qualche modo, però magari stavano già ingrippati di loro, cioè chi stai venuto qua la mattina, mi rompo cazzo a me che ha suscitato Questo ci sta. alla fine, poi quello pure non è che mi ha messo addosso, un paccarello sempre educativo, poi teneva anche mano pesante, macellaie, Quindi capì? un po' troppo educativo. No, vabbè no, per me non mi ha fatto niente, però mi ha fatto un po' il segno, capì? ok. Ma questo lo dico sempre per paura che qualcuno potesse criticare loro e non me. Ok. Criticarmi. Ragazzi, io perché faccio la morale, voglio fare il pippone. Frate, qua sono venuti comunque professori, politici, gente importante. E Bosco. e anche Bosco. Abbiamo sempre parlato, sono venuti magistrati, cioè sono venute persone con la quale abbiamo parlato del problema giovani, ok? Per me quello che fai instupidisce la gente. Tu dici? No. Tu dici stupidisce la gente? Secondo me stupidisce parecchio la gente, specialmente i più piccoli che guardano sta roba e non capiscono, secondo me, tutti sti ragionamenti che tu fai dietro. Ma secondo me la cosa che capiscono, questo non sta buono da capo, magari dici non mi fa parià, però comunque Però c'è lo spirito di emulazione. non penso una persona. Beh, però per esempio, scusami, non lo so. Presidente Show Speed. Cioè, Show Speed in America, gira in tutto il mondo con i suoi video e fa le live. Però io ho visto roba di ragazzini di 13-14 anni Ad che, abbaiare appresso. insultando lui, si mettevano le banane in faccia, gliele lanciavano addosso, che quindi qua subentrano poi altri discorsi più maturi, perché poi se il ragazzino cinese di 10 anni ti lancia le banane addosso a te che sei di colore, lì subentrano altre dinamiche. Però fatevi domande tutti e due. Cioè, nel senso, tu E poi si io chiare, cioè un po' too much, perché, ecco, a Show Speed per esempio io già ti capisco di più, perché tu dici quello si mette veramente la bagna. però per me è la stessa cosa. Siete la stessa cosa. Siete la stessa cosa. È il mio idolo. È lo un stesso idolo, veramente. prodotto. Santo cielo. Vabbè, comunque, quello che dico io, cioè alla fine si mette a baiare la gente, che insegnamento negativo, cioè Cioè, lo sai che ti vedono i bambini, ma cioè, cioè, non lo so, forse non è educativo. Cioè, estremamente Anzi, lo imbarazzante. intrattiene, ok, quindi cioè... Beh, diciamola, mettiamola in maniera un po' più concreta. Se l'unico mezzo di informazione per i ragazzi sono i social e si vedono solo persone che fanno scherzi, che fanno imbecilli e che non sanno parlare italiano, a un certo punto il bambino di 10 anni che oggi sta solo con il cellulare in mano si nutrirà di questo. Posso dire una cosa? Fai che c'è è l'unico. Sì, ok, però non è un po' grave se l'unico mezzo di informazione per i bambini di 10 anni è il social, cioè i genitori forse dovrebbero pure... Chiaro, assolutamente. Il problema è che se tu vedi anche i quarantenni oggi non è che sono persone di questo genere. Ok, stiamo andando proprio oltre, noi proprio stiamo andando nei massimi sistemi. Se tu vedi certi commenti sotto di lui arriva comunque, cioè, sono persone anche adulte, non so solo bambini che ti dice vabbè il bambino che non sa è piccolo. Vabbè, ad oggi Trovi anche il quarantenne impiegato nell'ufficio che dice che vergogna, come ti sei permesso di fare questa cosa violenta? Capito che ti vuoi dire? Rispondo Perché questo. prima del Covid solo noi, la nostra demografica utilizzava i social, esatto. Adesso durante e dopo Covid adesso tutti Poi, come ho detto, a Show Speed il mio idolo, in realtà non è che lo seguo tanto, io streamer non ne seguo proprio. Ok. Vabbè, solo l'unico che è riuscito un po' a tenermi incollato a una live Chi è?
Ascio Speed, cioè già quando era già famoso, ma adesso lei comunque le vedo le sue Cioè, live, streamer capì? italiani non li hai mai seguiti? Mai seguito, cioè Twitch mai seguito proprio, capì? Ok. Cioè, non so come fa la gente a stare incollata allo schermo 2-3 ore, a uno che fa reaction a un altro tizio. Poi gli streamer che dicono a me, cioè mo li ho visti un po', no, perché perché hanno fatto reaction sui miei video. Puoi dire che mi hanno dato addosso, perché Sì, per me ti hanno dato addosso. Però streamer che mi dicono, cioè che occupa il content degli americani, quando il loro content è reactare a content di altri, che cazzo faranno a fare? Esatto, e adesso possiamo parlare finalmente di questo. L'unica cosa che mi è dispiaciuta da parte di Ciccio Gamer, e lì ci ho notato anche da parte sua un po' di malizia, là ovviamente ti devi difendere in qualche modo, quando io ho visto il video e lui diceva c'era puzza nel negozio, ha messo escrementi, feci umane nel panino. Sì, quello secondo me qua ha sbagliato, perché Lì un po' tu. nessuno l'avrebbe attaccato, cioè come io ho cercato di fargli capire quella sera. Ma nessuno l'avrebbe pensato, cioè nel senso dovresti veramente essere proprio pazzo a mettere feci umani vere nel panino, dare il morso al panino Già. e dire dovresti essere veramente proprio dati Cosa che comunque la gente, come abbiamo detto prima, è un po' stupida. Io non l'ho reso evidente perché volevo lasciare il dubbio, ma ero convinto. Vabbè, il 99% delle persone penserà che sono finte, e invece no. Ma forse pure grazie a Ciccio che ha detto questa cosa, grazie a quel ragazzino che ha detto, si è messo a dire che c'era, quello era presente, si è messo a dire che c'era una puzza nel locale. E poi l'ho contattato e gli ho detto, frate, ma dov'è che c'era puzza nel locale? Perché dici sta cosa? E lui mi dice, no, vabbè, quello era un meme, era per il content, era lo script. Così mi ha detto. Non c'era puzza, l'ha detto proprio. Però comunque, ha detto, cioè, mo si è giustificato dicendo che è una battuta, ma scusa, che battuta è dire all'interno di un video di uno che fa commenti, cioè dice la sua opinione sui video, quindi che comunque la sua opinione è presa seriamente. pensa? Esatto. Poi ti trovi con lui allora che è pericoloso, perché se poi c'è qualcuno che si trova veramente... Si trova Allora, se uno- gli conviene. No, vabbè, ognuno deve vedere la cosa sui social sempre con un occhio di riguardo, che Sì. è sempre il contenuto di una persona che vuole fare numeri, vuole fare visualizzazioni, e quindi se può dire una cosa per fare più scalpore, per fare più numeri, lo dice, capito? Oppure lo fa, capito? E perciò io ho iniziato l'episodio dicendoti che generazione di creator appicciati, Però bruciati. Aspetta, fai una parentesi molto, Vai. molto giusta. Una cosa è che io ti dico faccio questo perché mi fanno fare... Cioè io rispetto te che fai lo scherzo, dici io voglio fare lo stronzo e vaffanculo e offendetemi, voglio essere odiato. Tu lo dici tutti i giorni, va bene. Sì. Ma una cosa è fare contenuto sulla tua pelle dicendo una cosa che anche a livello legale non è del tutto corretta, perché a quel punto se tu dici che hai messo cioccolato nel panino e lui ti ha accusato di aver messo feci umane o roba vera, Quella è proprio da querela diffamazione, cioè la diffamazione, perché tu va a finire che 300 vedi perciò il discorso di Mario c'è un fondo di verità, perché questa poi serietà alla fine ti colpisce anche a te la mancanza di serietà, perché Che poi inizialmente aveva il dubbio, poi quello il suo magari- video, e quindi praticamente la gente... Cioè, ma per tu ragazzi, tutto, no? allora, con tutto il bene, voi non siete Espresso Podcast. Questo show, questo format viene seguito da persone con un cervello, ok? E soprattutto da universitari, persone un po' più adulte. adulto. Persone più adulte. Voi che fondamentalmente venite seguiti un po' da tutti, ma specialmente quei youtuber che abbiamo visto che fanno reaction, eccetera, da bambini. Ragazzi, ma voi quando dite certe cose, ovviamente il bambino non ha spirito critico e di osservazione tale da dire no, aspetta, però questo, l'avvocato, mettono in mezzo addirittura... Cioè, il bambino avvocato non sa nemmeno a cosa ti stai riferendo in quel momento. Ho capito. E quindi fate, cioè, la morale, facciamo sempre la morale che non serve a niente perché, vabbè. Però, il punto di vista mio, fate attenzione a quello che fate e fate quello che volete. Se continuate così, per me siete una generazione di creator appicciati. Ma tu pensi che, cioè, che non lo so, il video in cui viene rubato il menù al McDonald's, dopo là, Sì. se penso sia il più replicabile, tu pensi che qualcuno... Sicuramente. Qualcuno che ci prova. Vabbè, oppure che ne so, le pizze ai senza tetto, qualcuno va a portare i cornicioni ai senza tetto, poi quello, vabbè, ovviamente sono stato criticato tanto, quella è la mia prima shitstorm, sono stato molto felice, dico la verità. Tra l'altro io so pure quello che hai tanto, io so pure quello che hai fatto dopo. Che cosa? Pensate, l'ho fatto solo per pararmi il culo, perché io mi paro il culo. Lo posso dire? Vai, dillo. Sappiamo per certo, insomma, che Aspetta. Emanuele... È vero, Emanuele ha fatto questa cosa. Se mi blurri, poi mi blurrate. Ok, allora... Niente face reveal. No, face reveal lo faccio io, acceso canale. sì, il content, capi? Faccio comunque il contenuto. Ragazzi, Emanuele alla fine quelle pizze le ha veramente poi donate senza tetto, cioè ha portato Esatto. delle Vabbè, alla belle prima ho pizze. fatto un prank ad senza tetto,
Poi dopo ci sto scusa, ovviamente c'è pure chi non l'ha presa benissimo. Comunque dopo gli ho dato la pizza vera e 5 euro. Ma ne avrei dato un po' in più, dai. Però tu questo non lo fai vedere. No, non lo faccio vedere. Alla fine ognuno dice quella sua, ognuno mi critica, dice quello che vuole. Io so la verità, io sto bene con me stesso, capito? La gente dice come fai a guardarti allo specchio? Io mi guardo allo specchio, fra. E come ti viene? Così musso a me non ti dico, oh, Aspetta. mettiti, torna personaggio. Ok, eccomi. Mi guardo bene. Come lo vedi il tuo futuro da content creator tra 5 anni? Vabbè, sicuramente non con questa tipo. 5 anni sono tanti. Appunto, perciò. No, 5 anni non più con questa tipologia di contenuti. Sicuramente evolverò. Non so come, però cioè, tutte le persone cambiano. La mia essenza rimarrà. Bosco Fai rimarrà. alla Giuliana Florio. Non so chi sia. Da NPC. Da NPC a cantante. AI. Cantante AI. Cantante. No, vabbè, però è dichiarato. AI. Ah, è dichiarato? Sì, No, sì. Ah, veramente? Quindi è Sì, finto. Non è la sua voce. Giuliana ha fatto. E sarà Penelope, sarà Penelope. Frate, non fare. È al numero 1. No, non iniziamo. Un'altra puntata. Altrimenti parte col dissing perché io pure là mi sposta in nervi. Lasciamo stare. Comunque, vabbè, vuoi fare altro? Vuoi convertire in altro? Vabbè, non proprio uscire, però sicuramente non lo so. Cioè, Vabbè, però questo ti diverte. sì, adesso mi diverte continuare a farlo sicuramente per un altro anno e mezzo, 2 anni, pure perché ho tantissime idee, voglio. E quindi non ti vedi in galera tra 5 anni? Lo spero, fra magari un mesetto, una piccola esperienza formativa, capito? Che magari mi fa mettere con i piedi per terra. E ripristina quell'educazione di cui Mario parla. Sì, esatto. Secondo me ci dovrebbe stare poi da buon napoletano, capì? Almeno un mesetto te lo devi. Sì, esatto, una piccola esperienza, capito? Ok. Parliamo invece di tutto quel circo e di quei pagliacci che ti hanno fatto reaction e content, Ok. come dite voi. Allora, io trovo ancora più triste che ci sia quest'altra parte di web, ok? Ovvero il gossip malato, triste, a volte anche, gossip, anche bravo, inciucio scritto, proprio, ormai. l'inciucio scritto, ok, e pilotato per fare visualizzazioni. Cioè, noi ci siamo sempre lamentati del Grande Fratello, Barbara D'Urso, tutte quelle minchiate là dei nostri genitori e nostri nonni, e voi ragazzi sui social, su YouTube, lo state facendo tale e quale oggi. È Cioè, molto più mi- semplice. A parte se non piace fare inciuci, queste cose qua, non piace fare. È molto più semplice fare un... No, però sti ragazzi ci fanno carriera. Capite? Sì, è vero. È molto più semplice farsi notare e fare carriera se io piglio 10 video di Ciccio Gamer e ci faccio le reaction piuttosto che comunque metterti a creare una cosa tua, capito? Sì, questo è vero, anche se, non lo so, è una cosa che non avrei mai fatto, ma perché personalmente non consumo questa tipologia di contenuti, quindi non mi piacciono, e niente, quindi non avrei mai fatto. Però ho visto un paio di bambini ragazzini che hanno Fatto fatto. bambini, ne 20 anni. I ragazzi, sono bambini. dei ragazzi, cioè c'hanno, bene o male, c'hanno la nostra età, che abbiamo visto proprio poco fa fare dei video reaction a quello che hai fatto tu con Ciccio. Ma ragazzi che non, cioè, si vede proprio palese il ragazzino che tiene l'iPhone, se lo punta in faccia col microfonino così, non sa manco parlare italiano e si mette a fare però 200.000 visualizzazioni, quindi è stato pure visto. Quindi anche la fortuna e la forza di spostare i numeri. Perché? Perché questo tipo di contenuto malato funziona, perché l'inciucio funziona sempre in Italia, certo. il gossip funziona sempre. Il grandissimo Fabrizio insegna Corona. Ah, per cominciare a capire. No. Un valente defunto. No, grande. E quindi trovo proprio malsano che ci sia tutta questa parte di content creator italiani che facciano contenuti attorno a scandali di altri creator. No, è vero, ma poi, cioè, sempre personalmente. Ma pure gente che ti smerda di cose non vere, cioè cose non vere, ma di come se fossero diffamazioni. Diffamazioni. C'è gente pure nei commenti che dice delle verità inventate, ma pure persone normali. Io so questo, ha fatto questo e quest'altro, con una convinzione esagerata. Ma dico, cioè, rotesciuto sta cosa. Frate, il commento piglia e scorda. Cioè, No, me lo so, prende e è scorda. vero. Però pure gente che mi ha fatto la reaction pure in passato, capito? Cioè, comunque dicono delle cazzate, proprio con una convinzione, la gente ci crede, capì? A me sti cazzi, me ne fotte proprio, capì? Quindi. Io grazie a Marco ho scoperto che ci sta il nome di questo creator che ti ha diffamato, insultato, che lui fa proprio questo di mestiere.
Cioè il lavoro, O chi fosse. la sua vita è tutta... Penso sto biondino che hai detto tu. o uno dei due, insomma, cioè che la sua vita si basa tutta su non il biondino. fare il gossip e il commentatore di tutta sta Sì, roba. diciamo il social boom attuale, il social boom è rimasto lo stesso negli anni, quindi penso ma non se lo caga più nessuno, non lo so. È un webbo, è una specie di webbo. Ok, non so chi sia, l'ho sentito in questi giorni. È tipo come se fosse il ciao di 100 anni fa. Ok. Il ciao, il Però ma vedi alla fine, cioè vedi detto bene tu, poi alla fine rimani là standardizzato quando fai queste cose, che alla fine che cioè il tuo contenuto si basa sulla vicenda e sulla vita degli altri. Esatto. Quindi tu praticamente se l'altro non fa nulla di interessante per un mese, tu non sai cosa pubblicare. Cioè alla fine No, ma poi è pericoloso per tutti, perché tu poi se porti questa cosa all'estremo e dici anche puttanate, cose non vere, e la partita diffamazione legale, cioè a livello legale. Tu questo fai. Quindi se tu porti una persona che era sul posto, che dice una determinata cosa, la gente non la prende come una battuta, la gente ci crede, capì? E questa cosa mi ha dato fastidio. Infatti io ho messo il video tuo in cui poi mostri le chat, fai vedere proprio... Ma lui si è appellato al fatto sbagliato a mettere delle chat private, ma sti cazzi. Guardate, io trovo assurdo che ci sono dei bambini, dei ragazzi che si vedono i vostri video pensando che sia tutto vero. È vero, è vero. E perciò io poi Vabbè, parlo mi fa così, perché divertire. per me è proprio a me triste. No, però come dici tu è pericoloso, cioè, non È pericoloso, è però triste. c'è lo spirito di emulazione, soprattutto nei content creator, che secondo me, perché poi voglio parliamoci chiaro, non hai mai visto qualcuno che diceva oggi voglio ispirarmi a Pasolini oppure a Gratteri, cioè alla fine vogliono 15 anni video TikTok, dice i classici TikToker, influencer, cioè si ispirano a quella roba là, e il mio sogno non è più magari studiare o fare una cosa professionale interessante, ma è dire voglio raggiungere più like facendo più foto possibili, perché a Milano così si fa. E secondo me una cosa è la foto oppure la modella, però volendo aprire come il discorso pure di OnlyFans eccetera, cioè ci sono delle estremizzazioni sui social che magari nella vita reale non faresti, perché No, magari chi fa OnlyFans nella vita reale non farebbe la escort per esempio, o venderebbe il suo corpo, capito? infatti Quindi devi non faccio contestualizzare. Comunque sono diverso. Adesso mo capita che tipo vado nei locali e la gente subito ne ha paura i gestori. No, non fa nessuno video, non fa nessuno. Sono sceso per prendermi un caffè. Cioè, io scendo per fare il video oppure per stare con i miei amici, eccetera. Non è che scendo e prendo improvviso, cioè i miei video sono molto studiati. Ciccio, mamma mia, uno studio dietro, penso 2 settimane di preparazione a quel video, chi mi dovevo portare, chi doveva fare cose, 2 ragazzini che dovevano avvisare la gente, guarda sta per fare uno scherzo, è finto, in realtà così è questa. Quello che ha detto Mario prima Vuoi sapere la cosa che mi ha fatto più Tutto ridere? finanziato da Bosco, Vuoi sapere la cosa che mi ha fatto più ridere di tutto ciò? Io ho immaginato, mi sono messo nei tuoi panni, ho pensato a te che fai lo stirco di burro d'arachidi, poi che te lo metti in frigo, no, deve essere bello solido. Ma quante volte Poi te lo metti nel quante Tupperware. prove ho fatto Poi- per vedere qual era il migliore? Poi mi è venuto in mente che tu prima di scendere e andare a Roma a trovare Ciccio Gamer ti devi ricordare, ma aspetta, devo prendere la merda e me la devo mettere in tasca. un po' tutta l'attrezzatura, telecamere, microfoni. Vabbè, quella è la cosa che mi ha fatto più ridere, cioè pensare tu come l'hai dovuto preparare e arrivare lì. Poi la poi gente non capisce essere l'impegno che c'è picchiato da dietro. Ciccio Gamer, no? L'impegno che c'è dietro per essere picchiato da Ciccio Gamer, sai? obiettivo raggiunto, next target. Esatto. Aiuto! Potresti fare un bello scherzo. Vabbè, Ciccio avvisia. Sì, tra virgolette. frizzante. Esatto. Era Ciccio schiaffi formativi, bravissimo, schiaffo educativo. Educativo. E secondo me educativi. ci starebbe, alla fine Bosco si rimerita. Un altro video scherzo che potresti fare, ecco, parlando di OnlyFans, potresti metterti su OnlyFans e fare il catfish proprio a qualcuno. Vedi? Catfish. Ecco, questo termine nuovo. No, ho capito. Questo lo uso io. Cioè, far finta di essere Tipo una donna. una bella donna. Magari sei tu l'olio con la parrucca. Bravo. Figo. Esatto. Nel frattempo ti hanno dato pure una cosa di soldi. E Sì. io ho visto già, Voglio le royalties. in America pure questo l'ho visto già fare. Sicuramente. Però lo fanno con le minorenni gli americani. No, su Tinder. Pratescare i pedofili. Fra, li fanno pratescare i pedofili. Le foto delle ragazze. Mettono le minorenni pratescare e le abboffano di mazzare. Sarebbe conto che Bosco potrebbe fare. Da buon napoletano rubo il content degli americani. E le Giusto. abboffano di mazza da questi qua. Cioè le abboffano di mazza là da questi qua che fanno... No. Questi che organizzano queste cose fingono delle ragazzine minorenni eccetera, ma sono viralissimi su TikTok e poi vanno a picchiare a questi pedofili, sono in una caccia al Antipedofili. Fingono di essere ragazzini tipo 14 anni. Sì. Porca puttana. E questo dovrebbe essere l'evoluzione del personaggio.
Però sì, che faccio qualcosa di tipo, no, ma un pedofilo, ma io, cioè, allora, forse non farlo ammazzare, no, bloccarlo e chiamare la polizia, ma che cazzo stavi facendo, coglione? Esatto, questo già Capito? No, loro partono con le avanzate proprio. Proprio per mancare, solo la roba, Poi ti spiego però poi Americano. sono americani. però poi si riprende e lo rifà, magari non cambia. Io giorno fa arrestare un vecchietto di 89 anni col deambulatore Trump. Sì, l'ha fatto. L'ha vista. No, Protestava, penso, per la Palestina. Comunque non so bene la causa di questa protesta. C'è questa scena di questi 3-4 omoni carabinieri enormi che prendono a sto vecchietto col deambulatore, sai, il filo, il catetere e lo arrestano. È stata la scena. Quello che combina, esagerato. no, ma adesso ragazzi hanno detto Vedi che togliamo il secondo emendamento, cioè togliamo la libertà di possedere armi ai transessuali. Mamma mia. Però solo ai transessuali togliamo la possibilità. Così diventeranno i nuovi, capito, tipo i cecchini che sparano ai transessuali in Adesso America. i liberali Ma diventano nuovi cazzo. democratici. Sì, sì, no, è follia pura. No, quello che... Come possiamo concludere in questo circo di pagliacci? Ci vediamo al prossimo scherzo. Sì, ne farò tanti altri e attaccherò. Mo sto attaccando molto i lavoratori, alla gente che difende i lavoratori. Che non vuole essere rotto alle palle. Quella gente Esatto. Ma vai, gli operai alle 6 del mattino per i cantieri con gli operai, la buffa di secondo me Non lo so, le femministe, oppure gli animalisti pure, i vegani, cioè quello che voglio attaccare, scusami babbo, mio padre è molto cattolico, i cattolici, mi dispiace ragazzi. direttamente il grande papa, ok. Esatto. Santo cielo. Io ho paura di cosa Se potesse... fa uno scherzo al Vaticano è la volta buona che secondo me proprio arriva la Per lo scherzo che ho fatto quella volta che mi hanno menato, diciamo un po' più pesantemente, che là secondo me è esagerato. Praticamente sono andato in una tabaccheria, sempre questo format che porto, giornalismo scorretto. Cioè mi faccio picchiare quel format lì. Vabbè, giornalismo scorretto, poi la reazione delle persone può essere, cioè ogni persona è diversa, c'è pure chi non mi caga, chi capisce che sto facendo uno scherzo, la cosa più brutta, cioè mi fa sentire uno scemo, tipo il video della pizza bruciata, oggi quello sembra come un minuto e mezzo, subito si incazza del tutto, stavo 10 minuti là dentro a urlare come uno scemo senza che nessuno mi cagava, il proprietario è una persona tranquillissima, infatti sono andato dopo 2 settimane a prendere un caffè così, alla fine mi ha detto non so come hai fatto a farlo incazzare, cioè quello è troppo tranquillo, e me ne sono accorto, cioè era stato pesante per me, cioè questo è pesante. Quindi c'è Fare pure il una coglione, sì, fare il coglione ed essere, cioè l'indifferenza, capito? Questa è la cosa più complicata. Vabbè, comunque il video in tabaccheria andai con un bambino di 12 anni, ovviamente c'era anche il padre all'esterno, chiese un pacchetto di sigarette, il tabaccaio ovviamente non glielo dà, io ero dietro il bambino, chiedo anche io lo stesso pacchetto di sigarette, il tabaccaio lo mette sul bancone, faccio un passo indietro, il bambino prende le sigarette, caccia il microfono, poi ma tutto a posto, l'ennesima tabaccheria che vende sigarette ai minori, ma non si vergogna, si deve vergognare, e quello è esploso proprio. Infatti ho pensato di farlo, se qualcuno sta guardando questo video, con qualche complice. Per forza, a qualche vecchietto incazzuso, così io so pure che posso andarci pesante, che pure se sta incazzando posso continuare. L'unica cosa che mi dovete assicurare è che non mi accoltella. Poi se mi dà qualche pacchero... Secondo me hai scelto pure la città sbagliata in cui fa sta... Sì, lo so, ma infatti io sono più preoccupato a fare video a Napoli che non so proprio. Cioè quanto posso spingere? Cosa poi arriva una persona, una volta mi sono preoccupato in un centro scommesse, infatti là mi fermai perché secondo me... Tu l'hai fatto in un centro scommesse? Poi ho fatto pure un altro video in un centro scommesse che non è mai uscito, pure perché dopo un po' ho detto ok basta, cioè va a finire che finisce malamente, le persone all'interno... Che idee brillanti, perché non lo vai a fare in una piazza di spaccio per esempio? Ma infatti vorrei fare? Borrelli, vuoi fare una collaborazione? Andiamo a rompere il cazzo ai mafiosi, portami con te, facciamo il content. Oddio, potrebbe essere la prima volta che vedi Borrelli fare effettivamente qualcosa di utile. No, secondo me si caga sotto. Se io poi penso, sto con Borrelli, posso andarci pesante quanto voglio. Ti abbandona, ti racconta. Ok, basta. Entra nella volante e se lo Sai, Borrelli voleva fare un confronto con me a Radio Marte. Ma veramente? Perché sì, dopo aver fatto il video Poi? delle pizze senza tetto che lui ha ripubblicato senza... Quello non mi viene nemmeno quello che reposta. Sì, esatto. Piglia e pubblica. Comunque praticamente poi mi viene detto no, ok, in questo momento è un po' impegnato perché praticamente l'avevano menato, cioè il fatto dei garage l'avevano menato, comunque mi ricordo troppo divertente, pubblica la foto sui social, così con l'occhiale sotto a far capire che l'avevano menato, cioè Che poi tra l'altro uno spiegava quando su vedi- TikTok che lui non è lui a mettere reels, cioè tutta roba su Facebook, cioè lui praticamente Timo, ha gente che si assume la responsabilità sua alla fine, perché per la faccia la sua, il nome e il suo, il profilo è il suo, però lui in realtà non le sa queste cose. E quindi aveva puntato da Radio No, aveva ripubblicato i miei video, volevo c'è quella della confronto. pizzeria. Eh sì, mi viene chiesto se volevo partecipare a Radio Marte. E non sei andato? Ci voleva andare, però poi nemmeno mo doveva marciarci sopra. E dovresti riprovare, Non secondo me è una bella chiacchierata. Noi stiamo cercando di fargli fare un confronto a Borrelli qua davanti con... No,
No, però vorrei capire con Borrelli in realtà lui che confronto la fa, perché Borrelli secondo me diceva qualche suo consigliere alla Me lo fai uscire pazzo per Io, sì, esatto, questo è il mio obiettivo, farlo proprio ingrippare qua, bellissimo, facciamo Ma persone tipo lui, guarda che vergogna che fa per Napoli, un ragazzo mi avrà mandato già sei un po' altro con una descrizione, è lui che l'ha ripubblicato semplicemente così, e nessuno pure faceva per poi pure a lui va a abitare il contenuto, capire? vedi, questo è un problema, vedi, questo è che si mischiano le cose, che tu fai la politica, dici zicco vogliono 20 anni che fai scherzi, parla politica. tu adesso Invece fai... devi seguire pure tu politico live sui so. Sì, perché Allora sono tutti influencer, bro. siamo tutti, è un modo di influencer, perché tu prendi consensi con i numeri che fai sui social. Ma pure se è propaganda ma politica. pure che fai vedere se vai a fare una restaurazione delle strade, prendi consenti sui social, se fai un reel come il mio amico Davide Terrico, grandissimo ragazzo che fa di qualifica per strade a buffa di reel eppure fa bei numeri. Mr. White, quello che pulisce i quartieri. Ma no, ma io parlo di uno che ha messo la faccia, capito? Cioè Davide non è che va a sparare merda in faccia alla gente, capito che ti voglio dire? In modo da lui un parlamentare che va a parlare con tutto bene potete. No, Penso che il parlamentare deve parlare con altra gente di altre cose, non con Bosco del perché ha tagliato la pizza ai cornici nelle barcate. Ragazzi, il mio discorso finale era questo. Sì, il mio discorso. Ma tu? C'è anche il grande Davide, salutiamo. lui è il mio bodyguard, il ragazzo che mi ha sempre motivato prima di fare video. Lui è il vero La gente boss. pensa che io non ho l'ansia solo di fare video, ma in realtà ce l'ho, è quello è il coglione, lui è più pazzo di me, mi dice ma è posto. Allora, lui quando sa, vai, vedi. No, qualche volta il pre-video qualche volta lo devo mettere, prima della pizza bruciata, teniamo un po' d'ansia. Lui mi dice, pensiamo a pensare insieme le cose peggiori che possono succedere. Lui mi disse, l'unica cosa peggiore che ti accoltellano così. Esatto. Abbiamo capito che c'è una regola del tuo Esatto, no, Questo volevo arrivare. Io non dico che tutti i contenuti online devono essere tutti pipponi come questo, cioè non devono essere tutte cose super ispirate, etiche e morali. Però prima, quando eravamo più piccoli, c'erano Wilwush, Matteo Bruno, Karim Musa, cioè c'erano creator un po' più intelligenti, ok? Non dobbiamo essere tutti così, però secondo me prima c'era più creatività, c'era meno fancazzismo. Ok. E, come si chiamavano i ragazzi? I fancazzisti? I fancazzisti anonimi. Però oggi tira questo e quindi seguendo la legge del discorso Vedo che fanno proprio contenuti un po' scorretti come i miei, no? Come te forse, ecco, gli unici che mi vengono in mente siete tu e King Ash. Siete gli unici che fanno quel tipo di contenuto. Però come te non Però penso che prenda meno merda, no? Cioè non penso che Caga prenda meno tanta canetta. Sì, perché King Ash fa cose un po' più politicamente corrette, però, Sì. però folli, pazze. No, vabbè sì, comunque... Tu sei pazzo e basta. Cioè, tu prendi proprio il peggio del peggio. Grazie. È pericoloso. Lo so. vabbè, noi ti aspettiamo la prossima puntata quando fare il prossimo scherzo, quello che ci hai detto in Sì. La prossima. No, ma ne sono tanti. Vieni con la cifra del coltello. No, dai, spero di no. Questo spero di no, dico la verità. Lo spero pure io. Vabbè, tutti gli amici a casa, ragazzi, Bosco scherza, non coltellatelo, mi raccomando, è un bravo ragazzo. Ok. Ma ce l'ho qui sotto. Ma sei Bosco. Quindi vabbè, per finire, come l'hai vissuta sta cosa di Ciccio Gamer, i ragazzi che ho preso a parole? Allora, mi ha dato fastidio un po' le stronzate dette. Però oltre questo, alla fine c'era abituato, capì? Alle critiche, agli insulti, capì? Un po' tutto a YouTube sono rimasto male quando vedo, che ne so, qualcuno che commenta, magari non ci ha fatto il video sopra, però qualche creator che seguivo che ha commentato che negativamente contro di me, che io stimavo. Tipo? Che ne so, tipo... Sto pensando. Chi ti ha colpito di più? Vabbè, non mi ricordo bene, però tipo Gabro di Squared, anche se non ho mai seguito tanto i suoi contenuti, però capito, stimavo. Oppure, ecco, Jumbo Drillo. Jumbo Drillo ha fatto un video, però cioè lui non ha detto che non mi ha buttato merda addosso, anzi ha detto pure mette merda finta, però leggo quel video lì, il web sta impazzendo o cosa, ero convinto che Jumbo aveva fatto un video contro di me, cioè ci stavo rimanendo male, vado a vedere, alla fine ha parlato di altro, ha parlato di quel sito web fica. Ok, però ha nominato anche le altre cose che sono successe, tra cui Bosco mette merda finta nel piano di Ciccio Gamer, ha detto che è schifo, cioè che contenuti di merda, ha detto Dio, capire cosa ha fatto. Comunque vorrei dire a questo ragazzo, non lo conosco, il web non sta impazzendo, il web è già impazzito. Vada un po'. Grazie. Mo sta impazzendo la società. È così. Si sta riversando tutto l'affetto. Bene ragazzi, vi aspetto alla prossima guerra civile, va bene? Grazie. Al Vi prossimo ringrazio. scherzo. A voi è stato un piacere, però un brutta volta. No, Bosco, Bosco, ok. aspetta. Adesso non è. Saluto Emanuele. Ciao. E adesso invece salutiamo Bosco per essere... Sì. Ringraziamo Bosco per essere passato qua. Grazie a voi, è stato un piacere. Posso avere un caffè adesso? Sì, ecco.